3 anni fa, in piena crisi economica, ci siamo chiesti se e come potevamo in qualche modo intraprendere qualche iniziativa a favore del leasing. Noi, la nostra è una piccola azienda, però nel nostro piccolo volevamo proporre una qualsiasi iniziativa che potesse dare importanza al settore. L'idea venne dopo l'incontro col direttore generale di una società di leasing che è oggi qui presente, ma che giustamente non cito. Ci fu una discussione di circa una mezz'ora, durante la quale mi resi conto che proprio il massimo rappresentante di quella società non credeva più nel futuro del leasing. Riteneva infatti che il leasing non avesse più alcun futuro e che in breve tempo tutte le società lo avrebbero abbandonato per scarso interesse economico a causa della bassa redditività. Queste erano le sue affermazioni. Mi trovai a discutere convinto delle mie idee, ribadendo con forza che il leasing era il prodotto principe per lo sviluppo e la penetrazione nel mercato, il prodotto preferito da molti imprenditori. Non solo, affermavo che le società che in quel preciso momento economico avessero ridotto la loro presenza nel mercato, di fatto lasciavano libero il campo alla concorrenza. I clienti persi difficilmente ne sarebbero stati riacquisiti a danno anche di altri prodotti bancari. Questa fu la molla che ci portò a proporre al comitato scientifico qui presente l'idea di creare un premio che si fosse distinto a favore della crescita e la promozione del leasing in Italia. Il primo premio fu assegnato all'unanimità al qui presente dottor De Candia, che tanto ha fatto per il nostro settore. Il secondo anno il premio fu assegnato al senatore Giorgio Santini per l'attività promossa per la difesa e lo sviluppo del leasing. Chiedo perdono se leggo, ma ci sono delle cose che non voglio dimenticare e preferisco leggerle per essere preciso. Adesso chiedo al dottor De Candio di presentare e conferire il terzo premio Foglia d'Argento anno 2015 leggendo le motivazioni. Si sente? Allora, premio all'eccellenza nel leasing conferito alla personalità che nel corso dell'anno si è contraddistinto in virtù degli sforzi profusi per la difesa e lo sviluppo del settore. Il comitato scientifico ha deliberato all'unanimità di conferire al dottor Maurizio Giglioli, amministratore delegato di Credem Leasing, la Foglia d'Argento 2015 per la professionalità, competenza e passione con cui sta sostenendo la ripresa del leasing, rendendo la sua azienda modello di riferimento nella creazione di valore e nel sostegno all'economia reale. Il comitato scientifico. Bene, volevo ringraziare il comitato scientifico, il dottor Canciani e Delta Credit per l'organizzazione di questo evento. E questa mattina mentre venivo in automobile ragionavo un po' sulle motivazioni di questo premio e intanto un premio che vorrei condividere col team dei miei collaboratori, una squadra di ragazzi giovani e meno giovani di esperienza, di grande qualità, che hanno consentito alla nostra società di superare questi anni, spero bene, ma questi anni molto molto difficili. E nel ragionare un po' sulle possibili motivazioni dicevo, ma alla fine non abbiamo fatto delle cose straordinarie o usato delle ricette particolari, abbiamo usato una cosa sola sostanzialmente, cioè molta coerenza, che di questi tempi è una cosa non sempre facile da avere e non sempre facile da gestire, anche non solo nei confronti di, casomai, di colleghi che credono meno nel prodotto, ma a volte anche nei confronti dei consigli di amministrazione o degli azionisti che non sempre riescono a percepire tutte le sfumature dei vari business, perché non sempre solo leggendo i giornali si riescono ad avere queste sfumature. Quindi coerenza per noi ha significato sostanzialmente 3 cose. Una prima cosa, grande coerenza nelle politiche di credito, coerenza che non abbiamo mai cambiato, una grande attenzione nella valutazione dell'utilizzatore del bene, del merito creditizio, della capacità di pagamento, di generazione di cassa di questi clienti, senza mai distrarci dalle technicality nella valutazione dell'utilizzatore e senza mai focalizzarci solo sul bene.
È una cosa che abbiamo pagato, perché negli anni in cui il credito era facile ed era facile per tutti, chiaramente le quote di mercato non crescevano, perché se tu hai dei principi e ritieni che siano corretti, poi vai a sceglierti i clienti e non vai da tutti i clienti. E questo rendeva difficile una crescita veloce della nostra società. Poi negli anni anche di crisi invece, in cui un po' tutti abbiamo cominciato a ritornare ai fondamentali nella valutazione del credito, anche nel leasing, questo ci ha consentito una crescita molto importante. In pochi anni, in 4 anni direi, abbiamo triplicato la quota di mercato. Negli scorsi mesi abbiamo sfiorato il 4%, che per il gruppo Credem è la quota più importante nel portafoglio nei vari business, e questo è stato per noi di grande soddisfazione. Quindi coerenza sempre nella valutazione del merito creditizio. Merito creditizio che non vuol dire, soprattutto su operazioni di lungo termine, come può essere un leasing immobiliare, non vuol dire capacità di predire il futuro di un'impresa, al massimo puoi guardare a un paio d'anni, ma già riuscire a capire che quell'azienda per 2 o 3 anni ha delle prospettive di crescita, di sviluppo e di ripagamento, vuol dire allontanare il possibile potenziale periodo di default di 1 anno, di 2 anni, di 3 anni rispetto alle medie, e vuol dire recuperare meglio poi il valore del bene in caso di difficoltà. Primo aspetto, quindi coerenza nel credito, coerenza nella crescita. Abbiamo continuato a spingere anche nelle assunzioni, ma soprattutto nel reclutamento anche di reti di mediatori che qualche anno fa da diversi gruppi sono stati messi in discussione, ma che invece tutto sommato, se selezionati, se gestiti senza deroghe sulle regole del credito, portano degli eccellenti risultati di vicinanza al territorio, di acquisizione a nuova clientela, eccetera. E questo ci ha consentito di crescere già, questo ormai è il secondo anno in cui cresciamo al 30% anno sui nostri business, con un mercato in ripresa ma che cresce attorno al 9-10%. Quindi credito, crescita, ma la cosa più importante che abbiamo sempre tenuto molto in vista e su cui la coerenza è stata assoluta è il tema del prezzo. Noi pensiamo, io non dico una grande banalità in questo momento, però quando dico che il prezzo deve pagarti il costo della provvista, che deve pagarti il costo del credito, i costi operativi, le persone, e darti un markup, dico una grande banalità, perché chiunque faccia impresa sa che se vuole continuare a fare impresa deve fare queste cose. Però fare queste cose in questo momento sembra un mestiere molto molto difficile. Noi vediamo in tutti i benchmark che negli ultimi anni le società che sono state in grado di generare utile si contano sulle dita di un paio di mani, quelle che sono state in grado di remunerare il costo del capitale si contano su una mano. Ecco, abbiamo avuto la fortuna e il piacere di essere fra queste società perché non abbiamo mai abdicato a questa politica, cioè ci siamo consentiti dei prezzi solo laddove questi fossero in grado di remunerare questi fattori di produzione. Ecco, io penso che l'industria, la nostra industria, che in questo momento complessivamente sta andando su un terreno un po' di distruzione di valore, perché se mettiamo assieme i bilanci di tutte le società scopriamo che gli azionisti non li stiamo remunerando. Ecco, l'invito che ci ha fatto Gianluca De Candia a percorrere nuove strade, anche innovative, di maggior specializzazione, di maggior ricerca di margine da servizi, visto che il margine finanziario ormai sta diventando un qualcosa di difficile con i tassi bassi da capitalizzare, penso che sia un invito importante. Noi abbiamo cercato nel nostro piccolo di coglierlo spostando fortemente gli asset. Noi partivamo anche in controtendenza con alcune politiche che sono state rappresentate prima, ma partivamo con uno stock del 70% di immobiliare. In questo momento nella nuova produzione l'immobiliare rappresenta il 30%, mentre abbiamo una forte crescita sull'auto più 40% e sullo strumentale più 60%, ma questo spin-off è stato dettato esclusivamente da logiche di valore. Abbiamo capito che i margini sono 3-4 volte più elevati che sull'immobiliare e su quei business stiamo concentrandoci con successo e anche con soddisfazione. È solo l'inizio di una ricerca di maggior specializzazione e di avvicinamento a quei modelli di tipo europeo che condivido molto il ragionamento che è stato fatto all'inizio, sono dei modelli che devono ispirare un po' tutto il settore. Niente, quindi vorrei ancora ringraziare anche tutti voi e il comitato, auspicare di trovarci casomai in un altro evento, come diceva Zaccandia, lui non lo può dire, ma qualche novità ce l'attendiamo nei prossimi mesi sul fronte
può dire, ma sul fronte legislativo, e speriamo davvero di trovarci nei prossimi anni con un prodotto ancora più, tra virgolette, riconosciuto e appetibile sul mercato in qualche anche forma nuova, particolarmente stimolante e innovativa. Grazie a tutti ancora. Ringraziamo ancora il dottor Giglioli e il comitato scientifico. Sì, giusto. Scusate. Da qualche parte si apre. Eccolo. E il fotografo?